prenderanno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Adesso figlioccio sopra, mi chiama la tua luce. Allora sempre non lo fa. Ciao. Ciao maestro. Vabbè, ciao. Amici di Sportisti, appassionati di calcio a 5, ben trovati alla Pala Don Bosco di Palermo. Di fronte il Villaurea e la Drago Acireale per l'11ª giornata del campionato di Serie B Girone H. Una partita che potrebbe consentire, in caso di risultato positivo, al Villaurea di avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Ricordiamo che giusto un mesetto fa la squadra guidata da Antonio Gallo non era neanche a ridosso della zona salvezza. Poi sono arrivate delle vittorie molto importanti, 3 consecutive. Il Villaurea è riuscito a scavallare la doppia cifra di punti in classifica e da qui il passo è stato molto breve per i neroverdi, che oggi affrontano una squadra complicata da affrontare, una squadra da sfidare nel modo giusto, che è arrivato da queste parti qualche settimana fa ed è uscito malconcio dal match contro il Real Termini Recogest. Intanto tutto pronto per l'inizio della gara, iniziano ad arrivare alla spicciolata i primi elementi che comporranno i due roster, con Di Maria, Cipolla, Giannusa, Orlando e Cassata a comporre il quintetto del Villaurea. A breve andremo a vedere anche il quintetto della Drago Acireale, con il numero 6 Lombardo, il numero 17 Tomarchio, pronti a giocare il primo pallone. Tutto agli ordini del portiere, ossia Marco Pappalardo. Tutto pronto per l'inizio della partita, giusto un paio di minuti di ritardo rispetto all'orario previsto delle 15. Si può giocare con la Drago Acireale che muove il suo primo pallone, il suo capitano Cristian Finocchiaro, il quale viene a riceverla praticamente davanti al suo portiere Tomarchio. Non riesce a tenerla in campo e allora subito palla recuperata in pressione dal Villaurea. A completare il quintetto per la formazione acese ci pensa il numero 7 Andrea Finocchiaro. Sul pallone la rimessa c'è Cassata, che oggi non è capitano perché c'è un rientro importante in casa Villaurea, che è quello di Pepi Abisso, dello storico capitano della squadra neroverde. Ricordo l'assenza prolungata da parte dei due gioiellini della formazione salesiana, ovvero sia Polo Scalavino e Thomas La Barbera, che poi ha avuto modo di documentare abbondantemente anche la formazione palermitana sui propri profili social. Sono stati protagonisti del torneo Serbia Lux Futsal, che ha visto la nazionale Under 19 impegnata proprio sul parquet balcanico in un quadrangolare con i padroni di casa della Serbia, con la Bosnia Erzegovina e con la Francia. Proprio contro la Francia i due ragazzi del Villaurea si sono resi protagonisti, entrambi con un assist a testa in quella che è stata una bellissima rimonta della squadra guidata da coach Massimiliano Bellarte, da 0-2 a 3-2 in quella che è stata tra l'altro l'unica vittoria sulle 3 gare giocate dagli azzurrini in questo torneo serbo. E in cronaca, superato il primo minuto e 10 secondi, con Giacomo Orlando che va da Cipolla, Cassata
ancora Orlando che prova a puntare gli avversari, calcia, la smanaccia fuori Pappalardo, intervento non bellissimo da vedere, a dire la verità, ci stava anche la palla bloccata, qui la palla in qualche modo arriva a Cristian Finocchiaro, poi l'avanzata da parte di Lombardo che è stretto nella morsa di Giannusa e Cassata, guadagna un buon fallo laterale. Minuto e 35 secondi giocati questo primo tempo. Andrea Finocchiaro, Lombardo, palla per Tomarchio che cerca di chiudere il triangolo, non ce la fa e allora si ripartirà con un fallo laterale per il Villaurea. Ricordo che per gli sportivi di questo è un pomeriggio denso e pregno di appuntamenti già in corso, tra le altre cose, così come il match del Paladon Bosco. Intanto però Cassata cerca sulla stessa banda Giannusa, fermato da Andrea Finocchiaro, rimessa Villaurea affidata proprio al numero 10, in gol nell'ultima recita casalinga del Villaurea, la partita vinta contro il Real Termini. Ricordiamo Villaurea che arriva in campionato dalla sconfitta pesante solo nel punteggio, a dire la verità, nel derby contro il Città di Palermo. Qui intanto Tomarchio fermato fallosamente da Carmelo Giannusa, calcio di punizione, dicevo, della sconfitta pesante solo in termini di punteggio, non in termini di gioco espresso, contro il Città di Palermo al Palaureto. 6-2 maturato soltanto nel finale di secondo tempo, quando il Villaurea ha cercato di assaltare all'arma bianca l'area del roster di coach Cappello, in quel caso doppietta per Paolo Scalavino. Data attenzione alla punizione, non chiusa più, tocca per Andrea Finocchiaro la parata, poi Tomarchio sbuccia il tiro, quella che diventa buona per il Villaurea con Cristian Cipolla, il quale prova a far viaggiare Orlando, palla che finisce direttamente fuori, rimessa che sarà per la Dragua Cireale. Lombardo per Andrea Finocchiaro, Cristian Finocchiaro prova a passare su Giannusa, che lo sa bene il corpo stavolta, la palla finisce oltre la linea laterale. Si tratta, ricordo, dell'ultima partita casalinga della stagione per il Villaurea. Orlando, spalla alla porta contro Andrea Finocchiaro che lo ferma, rimessa in questa sortita offensiva per i neroverdi di Antonio Gallo. Giannusa, c'è il blocco di Cassata, poi sbaglia il tocco Giannusa, attenzione a Lombardo che punta Cipolla, bravissimo Cristian Cipolla a fermarlo. Cassata, va da solo Cassata, allunga la faccata e cerca la conclusione d'esterno, palla che si perde fuori, c'era Orlando pronto sul secondo palo, tanto dall'altra parte fermato Lombardo da Giannusa che sterza bene, elude un intervento difensivo, serve Cassata. Orlando riesce a girarsi, Orlando prova a resistere, però chiude bene Finocchiaro, poi costretto a metterlo fuori Pappalardo. Cipolla, Cassata col tacco, Giannusa ancora per Cipolla, poi Orlando oggi schierato da titolare in posizione di pivot. Giannusa va dal centro, Cassata apparecchia per Cipolla, gran parata da parte di Pappalardo, inizia a scaldare i motori il Villaurea. Dopo 4 minuti e 8 secondi giocati, la prima palla gol di una certa importanza per il Villaurea, che ricordo oggi perde anche Giglio, sostituito da Gabriele Di Maria, che torna titolare in campionato. Giglio che aveva fatto un ottimo rientro, oggi out dalle rotazioni di Antonio Gallo, che oggi si serve anche della presenza in panchina di Massimo Gallo, veterano della panchina del futsal palermitano e siciliano.
Tanta attenzione qui a Lombardo, la sterzata, Lombardo sinistro, Di Maria col piede in calcio d'angolo, palla gol per gli ospiti. Dicevo di Orlando, oggi preferito, almeno in quello che per gli americani sarebbe lo starting five, a Bonanno. Spesso e volentieri mandato lui in quintetto, almeno in partenza, da pivot. Oggi tocca a uno dei motivi d'orgoglio in quanto giovane talento di Casavillaurea. Eccolo qua Orlando che scarica su Cipolla. Giannusa, Cipolla ancora, si muove Cassata sulla stessa banda, si muove Orlando a stringere il campo. L'ottimo scambio qui tra Cassata e Cipolla che calcia, smanaccia ancora una volta Pappalardo, che opta per la soluzione a mani aperte verso l'esterno, visto prima anche sulla conclusione da parte di Giannusa. Non vuole rischiare l'intervento, poi intanto la palla dentro! La conclusione con deviazione di Giannusa, deviazione che fuga ogni dubbio sulla bontà di quello che è il gol dell'1-0 che sblocca la partita in favore del Villaurea. 5 minuti e 20 sul cronometro, avanti i neroverdi con la firma che è a tutti gli effetti di Carmelo Giannusa, su l'intenzione di calciare, trovato una deviazione sulla sua strada, qui intanto subito Tomarchio con la palla che va fuori. Tomarchio che ha preso d'infilata uno dei nuovi ingressi, ovvero sia Roberto Di Simone, consueta maglia numero 4, sostituzione tra due ex giocatori del Monreale, seppur in periodi diversi. Qui Giannusa riesce ad andare via, Giannusa se la porta sul destro, lui con un mancino naturale guadagna comunque un'ottima rimessa in zona d'attacco. Si è acceso Carmelo Giannusa, quale sa di avere un minutaggio ancora più corposo in virtù dell'assenza di Scalavino, che è in quello spot il titolare, comunque giocatore con il minutaggio più elevato. Intanto attenzione, Di Simone fermato molto bene da Andrea Finocchiaro, poi ritrova il pallone, calcia alla fuori e ci riprova Roberto Di Simone due volte. Mentre è entrato in partita anche Badalamenti al posto di Cassata, dunque cambiato il tandem Cipolla Cassata. Badalamenti recupera, tocco per Orlando che suola ancora per il suo numero 30. Badalamenti, palla per Orlando che viene però anticipato da Lombardo, fallo di Orlando, non secondo l'arbitro, si continua a giocare, interviene Lombardo. Tra le proteste dei giocatori in maglia amaranto si riparte dal fallo laterale. 6:40 6:50 nel corso del primo tempo, 1-0 Villaurea, lo vedete. Giannusa va a calciare, questa volta non è preciso, ed è esclusa d'Orlando che aspettava la palla nel cuore dell'area acese. Qui cerca di passare in qualche modo Tomarchio e ci riesce. Lombardo fronte alla porta, Lombardo cerca la puntata, la palla arriva in qualche modo dalle parti di Gabriele Di Maria, anche lui ex del Monreale oltre che del Palermo Calcio a 5. Secondo campionato di Serie B per lui, dopo quello vissuto proprio sotto la guida di coach La Bianca in quel di Monreale. Tanto Giannusa e Badalamenti, va giù Orlando che inciampa, la palla finisce fuori, tanto chiama a sé Gabriele Bonanno Antonio Gallo. Possibile, anzi inevitabile a mio parere, staffetta con proprio Giacomo Orlando. Intanto prova a passare in qualche modo, a districarsi Saraceno, la palla finisce fuori dopo la deviazione, calcio d'angolo a Cireale. Saraceno che ha preso il posto proprio di Lombardo
maglia numero 10. Intanto Cristian Finocchiaro alla battuta dall'angolo, la palla dentro, riesce a malapena a sfiorare in questo caso il numero 17 Domarchi. Occhio ancora a Saraceno che prova a liberarsi, scarico indietro, Domarchio fermato da Badalamenti che passa, c'è una trattenuta, calcio di punizione per il Villaurea, con Badalamenti che nell'impeto è andato praticamente addosso proprio a Saraceno. Giannusa, Bonanno appena entrato in campo, qui Di Simone dialoga con lui, Bonanno con deviazione, palla in calcio d'angolo, una conclusione che sembrava abbastanza semplice da gestire. La deviazione ha chiaramente cambiato le carte in tavola per Pappalardo, costretto a scaffeggiarla sopra la traversa. Badalamenti, Giannusa dentro a cercare Bonanno, c'è la deviazione rimessa, con Bonanno che applaude le volontà dell'ex Città di Palermo. Di Simone dentro ancora, situazione molto simile a quella del gol, 2 volte Pappalardo si oppone, la rimessa, ma c'è il cambio con Di Simone che aveva battuto praticamente il calcio d'angolo, non si era accorto che la palla però era uscita dal lato lungo, e allora riparte il Drago Acireale che intanto manda nella mischia Foti, maglia numero 9 per lui. Pappalardo sbaglia completamente la misura del rilancio, 9 minuti quasi trascorsi, 8:39 per l'esattezza, 1-0 Villaurea col gol segnato da Giannusa. Badalamenti, Giannusa, Badalamenti si gira all'indietro, De Simone cerca di chiudere questa triangolazione con la palla che però si perde fuori. Bonanno recupera, ma c'è stato il fallo di Badalamenti prima, calcio di punizione. Qui la conclusione deviata e sarà angolo per il Drago Acireale. C'è l'angolo che viene battuto da Cristian Finocchiaro, Saraceno, palla che si impenna e sarà rinvio da fondo per Gabriele Di Maria che innesca subito Di Simone. Quando ci avviciniamo a metà del primo tempo, con Giannusa che la muove su Badalamenti, qui intanto prova a passare Di Simone che era passato su Saraceno, ma il campo è finito, allora rimessa per la Drago Acireale praticamente all'altezza della linea mediana del campo. Finocchiaro, Foti, stezza Foti, ma tutto chiuso, allora torna da Domarchio, ancora Finocchiaro, Saraceno pronto alla porta con Di Simone, raddoppia, recupera Badalamenti che poi resiste anche alla carica, bravo Badalamenti a passare, ancora Badalamenti, allunga la falcata, la allunga un po' troppo, palla che si perde fuori. Rimette in gioco la Drago Acireale mentre scade la prima metà del primo tempo. Fallo di Simone, terzo fallo commesso dal Villaurea. Di Simone che chiede il cambio, una vistosa fasciatura alla coscia sinistra per il numero 4 che evidentemente non riesce a garantire ampio minutaggio oggi, altro problema non di poco conto per il Villaurea che qui si deve difendere da Foti, grande intervento in scivolata di Bonanno, dovrebbe essere fallo laterale e coach Bosco, allenatore della Drago Acireale, che chiama time out. 9:46 da giocare, 1-0 per il Villaurea.
termina il minuto di sospensione per la Dragua Cireale e si riparte con una rimessa proprio in favore della squadra che è sotto nel punteggio dopo 10 minuti e 14 secondi. Ricordo il gol di Carmelo Giannusa su una rimessa che ha trovato una deviazione. Intanto riprende il gioco, conclusione respinta col piede spaccato da Gabriele Di Maria. Intanto pallone che arriva in area, Foti fermato da Cipolla, poi Badalamenti resiste al tamponamento dell'avversario, mette la palla direttamente in fallo laterale. Palla che è uscita praticamente a ridosso della panchina del Villaure. Saraceno che nel cambio Cassata si gioca, però la perde la Dragua Cireale. Badalamenti scambia con Cipolla, è tornato come detto Cassata che scucchiaia su Badalamenti, prova a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce il palo di Badalamenti. Ad un passo dal raddoppio il Villaurea. È rimessa laterale per la Dragua Cireale. 9:07 alla fine del primo tempo, con Saraceno che subisce un colpo. Si continua, Bonanno calcia addosso all'avversario, poi Cassata mette sportivamente il pallone fuori. È rimasto contuso il numero 10, poi Bonanno manca a sincerarsi delle sue condizioni. Botta al volta involontaria per Leandro Saraceno. Palla restituita dalla Dragua Cireale e subito messa a disposizione di Salvo Cassata. Badalamenti, Cipolla, Bonanno, spalla alla porta, la perde contro Bonanno, la attenzione a Saraceno, prova a passare, Saraceno allarga la lettone Cipolla, forse anche un po' stanco, e palla che si perde in un calcio di punizione. Ricordiamo che quella che si sta giocando è una delle due gare del girone H di Serie B in corso alle ore 15. L'altro incontro mette di fronte Casali del Manco e Real Termini. Occhio alla punizione, Saraceno, uno schema per la conclusione che si perde fuori da parte di Lombardo, che non aveva sentito, l'ho appena detto, la chiamata dei suoi compagni. Allora si riprende, 8:30 da giocare. Bonanno, Cipolla, Badalamenti, palla ancora per Bonanno, spalla alla porta, torna dal suo numero 30 che la gioca subito a scucchiaiare su Cipolla, la palla si perde in fallo laterale, se la dovrà occupare Orlando, guardate, Lombardo. Eccolo il numero 6 che dialoga con Foti atteso da Cassata. Ancora Foti. Lombardo. Poi colpo di testa da parte di Cipolla, vediamo se c'è la ripartenza da parte del Villaurea con Badalamenti che se la porta sul destro. Sopra la traversa, la sua conclusione. Intanto altro nuovo ingresso è quello di Raffagnino per il Dragua Cireale. Occhio alla palla lunga, esce bene Di Maria, il pallone in fallo laterale, in uscita con i piedi il numero 1 del Villaurea. 7:27 sul cronometro. Raffagnino per Lombardo.
Foti se la porta sul destro, conclusione abbondantemente fuori. Cipolla. Badalamenti al suo numero 5 che apre a cassato. Cipolla. Bonanno cerca di difenderla, invece la perde. Allora Saraceno, spalle alla porta, palla poi persa da Saraceno. Badalamenti prova ad andare, lo affianca Bonanno, la palla invece per Cassata. Bonanno, gran gol del Villauria, 2-0, segna ancora tra le mura amiche Gabriele Bonanno, che praticamente ha segnato in tutte le gare giocate dal Villauria in casa, e la rete del 2-0 a 6,50 dalla fine. Bellissima la triangolazione, Badalamenti, Cassata, Bonanno, modo perfetto di condurre un contropiede, mentre scocca l'ora anche di Beppe Abisso, che non dà neanche il tempo di annunciare il suo ingresso, che si rende subito protagonista di un bel recupero palla. Abisso ovviamente al posto di Bonanno. Cipolla, Badalamenti, rischia con la sua lata, alla fine Raffagnino gliela mette solo, si fa per dire in fallo laterale. Badalamenti alla rimessa, 6,20 da giocare, palla troppo lunga per Abisso, che comunque applaude le intenzioni del compagno di squadra. Foti, Raffagnino in posizione di pivot, Foti insiste, Lombardo, Raffagnino si gira, evita di commettere fallo il Villauria e fa bene. Lombardo cerca luce per il destro, Di Maria ammortizza il tiro, poi blocca la palla. Cassata, Cipolla, Badalamenti cerca di autolanciarsi, non ce la fa il 30. Marchio che appena trovato in campo rischia, poi commette fallo di mano, insomma non il modo migliore di rimettersi in partita per il numero 17. Tanto torna colui il quale ha sbloccato la partita, però sia Carmelo Giannusa al posto di Badalamenti. Buona porzione di gara per il 30. Sicuramente ha dato imprevedibilità alla manovra, anche una grande mano in fase difensiva, e torna per gli ultimi 5 minuti e 15 secondi il numero 10. Intanto Baio, appena entrato in campo il numero 8 della Dragoci Reale, tocco per Lombardo, ma in 1 contro 1 Giannusa che scarica a Tomarchio, ora Raffagnino, adesso Baio. Palla alla porta, Tomarchio riesce ad evitare Cassata, Di Maria in uscita rischiando anche qualcosa. Baio con la rimessa deviata da Cipolla, calcio d'angolo. Ha rischiato qualcosa di simile alla situazione che ha sbloccato il punteggio qui il Villauria, che deve difendersi su questo angolo. Palla per Tomarchio, la gira bene il 17, la smanaccia altrettanto bene Di Maria. Angolo, questa volta battuto indietro per Baio. Baio evita Giannusa, poi stringe troppo col destro. Palla fuori. E Antonio Gallo vuole parlarci su time out a 4,43, 2-0 Villauria. Ancora nessun aggiornamento sull'altra gara in programma, quella ovviamente tra quelle delle ore 15.
partita tra Casali del Manto e Real Termini. Le altre gare inizieranno, non sono ancora iniziate. Dicevo poc'anzi, mentre adesso ci risulta un 1-1 tra le due squadre. Dicevo poc'anzi, pomeriggio molto fitto per la redazione di Sportissimi in giro per i campi di calcio e di futsal in Sicilia. Sono 3 gli eventi in trasmissione in contemporanea. Il Laurea e Trapacireale che state vedendo. Poi per il calcio, campionato di promozione girone B, Villarosa Super Giovane Castelbuono, iniziato alle 14:30, quindi è in corso l'intervallo, anzi sta per iniziare il secondo tempo dal Comunale di Villarosa. Invece alle 15 ha preso il via la sfida tra Pus Palermo e il Carenze, valida per il campionato regionale allievi Under 17, sfida che potrete seguire in contemporanea a questa. Potete guardare su smartphone, potete guardare su PC, potete guardare su Smart TV, insomma, dovunque vogliate. Il canale YouTube di Sportissimi, oltre ovviamente agli highlights delle gare che stiamo trasmettendo e che produrremo nel corso del weekend. Intanto attenzione, qui Tomacco non arriva. Guardiamo tanti eventi importanti domani, ad esempio in diretta dal Comunale di Geracisicolo, la sfida che vedrà in campo la capolista del girone B di promozione, ossia il Geraci. Mentre qui Tomacchio recupera una bella palla, Raffagnino calcia con la deviazione di Cassata, calcio d'angolo. Dicevo il Geraci che affronterà la Sant'Angiolese domani mattina. Invece alle 11 altra gara valida per il campionato regionale all'Eva Under 17 tra Vis Palermo e di Carenze. Poi tante produzioni con gli highlights. Tra questi intanto palla lunga di avviso per Giannusa, tra questi gli highlights della super sfida del girone A di eccellenza tra Acragas e Don Carlo Misilmeri. Highlights che potrete vedere già in serata domani sul nostro canale, a quello ovviamente vi invitiamo a iscrivervi, come a seguirci sui nostri profili social. Intanto conclusione alta di Raffagnino, mentre torna in campo Orlando e il primo arbitro va a redarguire Antonio Gallo. 3:33 da giocare. Di Maria cerca Orlando, lo trova, prova a passare Orlando, fermato da Cristian Finocchiaro, ma la rimessa invece per la Trapacireale, con il ritorno in campo di Andrea Finocchiaro e di Cristian Finocchiaro, e con quest'ultimo che sbaglia il tocco per Tomacchio. È praticamente tornato il quintetto iniziale da entrambe le parti per questi ultimi 3 minuti e 15 di primo tempo. Ricordo, partita sbloccata da Giannusa, poi c'è stato il raddoppio di Bonanno. Qui attenzione, Cassata per poco non beffa Pappalardo e recupera una bella palla. Poi ancora Cassata, spalla alla porta contro Lombardo, rimessa per la Trapacireale. Ricordo anche il conto falli, 4 ne ha spesi il Villaurea, 2 ne ha commessi la squadra ospite, che qui muove il pallone con Pappalardo. Andrea Finocchiaro per Lombardo, avanza il numero 6, poi tocco largo per Tomacchio, sterza Tomacchio, lo chiude bene Cipollo, che per esiste ad una carica rimessa per il Villaurea, e Cipolla che dopo aver guadagnato il fallo laterale guadagna anche la via della panchina, rifiata un po', entra Di Simone, qui Giannusa prova ad andarsene, poi vince il rimpallo Cristian Finocchiaro, che guadagna una rimessa. 2:36 da giocare. Qui altro rimpallo appena palla recuperata dal Villaurea.
2 minuti e 22 secondi dalla fine del primo tempo. Qui Giannusa, scivola Orlando, Tomarchio calcia in bocca a Di Maria. Di Maria voleva il movimento in profondità di Orlando, non l'ha trovato. Di Simone con la palla splendida per Badalamenti. Badalamenti col tocco per Tomarchio che interviene. Ancora Badalamenti, si gira, finta il tiro, poi lo prova! Incrocia troppo e manda la palla sul fondo. Cristian Badalamenti, ancora un passo al 3-0. Foti, serie di finte di Foti, fermato da Badalamenti e da Di Simone. Poi Giannusa, Badalamenti non l'aggancia per la fuori. Ricordo che il Villaurea, perché qui intanto Lombardo prova ad andare, viene costretto a tornare indietro. Foti, Orlando calcia, c'è la direzione, poi arriva Di Simone prima di tutti. Attenzione ad Andrea Finocchiaro che viene fermato. Giannusa recupera, poi Foti. Tocca per ultimo, dicevo, della presenza in panchina anche di due elementi della formazione juniores del Villaurea in panchina, ovvero il portiere Azzarello. Mentre qui intanto attenzione a Badalamenti, non riesce a tenerla in campo. Mentre è rimasto giù Orlando nello scontro. Qui la panchina del Villaurea chiedeva il fallo cumulativo, se non addirittura il calcio di punizione, visto che sì, è arrivato il fallo cumulativo, sono 3 quelli commessi al Villaurea, se non addirittura la punizione, visto che comunque Badalamenti non ha capitalizzato il vantaggio a causa di un controllo difettoso, poteva starci la battuta del piazzato. In ogni caso 1 minuto 14 secondi alla fine del primo tempo, sempre 2-0. Dicevo, dei 2 giocatori juniores presenti nella panchina del Villaurea, ovvero Azzarello e Perna. Di conclusione di Foti, ribattuta da Badalamenti. Qui Cristian Finocchiaro sbaglia il passaggio, allora Di Simone recupera. Siamo entrati da qualche secondo nell'ultimo minuto del primo tempo. Giannusa, Orlando non aggancia. Foti, Andrea Finocchiaro per Lombardo, spostato da Badalamenti, tutto regolare, preso ovviamente una spallata in volto Salvatore Lombardo, classe 99. Ultimi 32 secondi. Di Maria che può rimettere, va a lungo verso Orlando, controllo, poi Andrea Finocchiaro lo mangia. Lombardo punta, poi va di puntata, poi calcio Finocchiaro, palla fuori. Ultimi 19 secondi di primo tempo. A differenza di quanto può essere capitato altre volte, si gioca fino alla fine, perché la Dragoci Reale non vuole saperne di far passare i secondi. Di Simone rischia, vince il rimpallo, poi è costretto a buttarla via. E allora Andrea Finocchiaro, l'anticipo di Badalamenti, c'è spazio per la ripartenza. Badalamenti allunga, Badalamenti converge, Badalamenti ha cercato lo scarico, non l'ha trovato. Era una buona palla per Giannusa, ma finisce il primo tempo 2-0 per il Villaurea sulla Dragoci Reale. Decidono per il momento i gol segnati da Giannusa sugli sviluppi di una rimessa che ha trovato una deviazione fortunata, e poi il 2-0 al termine di una bellissima azione concretizzata da Gabriele Bonanno. Noi andiamo in break per qualche minuto, ma restate con noi sui canali di Sportissimo. Amici di Sportisti e appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco per la sfida valida per il campionato nazionale juniore Under 19 per il girone B di fronte il Villaurea e il Città di Palermo. Perna che riceve, serve Pecoraro, avanza
qui l'ex giocatore del Futsal America che scarica un destro potentissimo che batte Di Liberto e porta soprattutto in vantaggio la formazione. Oggi in maglia arancio la sblocca proprio Mattia Pecoraro. Volano via i primi 6 minuti di gioco qui al Pala Don Bosco. Esce palla al piede di Liberto che poi scucchiaia per accetta, incrocia Azzarello, la fa sua. Esce vincitore Pellegrino che si gira, subisce forse fallo da Monti, si continua a giocare, va Castelli inseguito Muratore che sporca il pallone, poi serie di rimpalli, ancora la meglio la squadra ospite che può ripartire, però recupera bene palla Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto che gli chiude lo specchio. Allora prova a ripartire il Città di Palermo con Monti, la posa di Azzarello che si oppone e poi conclusione alle stelle di Lucchese. Minnone col tiro di Liberto, prima col piede, poi con la figura riesce a tenerla, poi prova ad uscire palla al piede, Carmelo accetta che sta al topo di avversari, incrocia, colpisce il palo, ancora la Piana, la palla giocata in avanti male da Orlando, la recupera accetta, calcia, palla fuori, non di molto, Fecarotta rischia di perderla, poi prova a seminare Muratore e ci riesce, ancora Fecarotta in cost to cost, calcia, la respinta col piede di Azzarello, poi ancora attacco vivo per il Città di Palermo con accetta, palla fuori. Nazionale Juniores girone B, ripeto subito Pecoraro che si fa vedere, scambia con Perna e sono passati appena 16 secondi, il Villauria raddoppia e raddoppia anche il bottino personale di Mattia Pecoraro, dell'ex giocatore di Palermo Calcio a 5 Futsal Emiri, ma attenzione già dall'altra parte Castelli davanti ad Azzarello che si sdraia sul parquet e gliela mette in calcio d'angolo di Pecoraro. Ricordo che intanto attacca il Città di Palermo, Carmelo accetta che fa la foto ad Azzarello ma non trova la porta. Qui Perna per la Piana, pallone di ritorno, Perna tu per tu con Di Liberto, la giocata in cucchiaio che si perde però sopra la traversa. Ha giocato anche le finali regionali Under 18, tante cose finali che noi di sportisti li abbiamo seguito e la Piana approfitta della sbucciata di Liberto, 3-0 e abbraccio con i due azzurri. Ancora la Piana, Pecoraro riesce ad anticipare Bucolo, Pecoraro fronte alla porta, lo scarico, il pallone dentro, Di Liberto a coprire il primo palo, poi Pecoraro, salvataggio sulla linea e Minnone non riesce a ribadire in porta, poi avanza in campo aperto Pellegrino, il tocco a cercare Pecoraro calcia con la punta, la respinta di Liberto, poi ancora possibilità di pressione del Villauria, ancora il numero 9 che ha scambiato con Lucchese, poi arriva Castelli fermato, allora deve involarsi Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto, cala il poker, Pellegrino chiude definitivamente la partita, il Villauria 4-0 per la formazione di casa e qui a 10 secondi praticamente dalla fine non aggredisce il Città di Palermo e ci involiamo lentamente verso il suono della sirena che arriva adesso. Vince il Villauria 4-0 contro il Città di Palermo, una vittoria raramente messa in discussione dagli ospiti, alla fine alla meglio torna a vincere la squadra campione in carica. Si scrive Don Carlo Misilmeri contro Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, ma si legge ovviamente Derby dell'Eleuterio.
terzo incrocio stagionale tra le due formazioni che distano pochissimi chilometri e che si sono già affrontate nel consueto antipasto di Coppa Italia. È duello molto interessante tra la formazione di Utro e quella di Tomasello, in palio ai punti della terzultima giornata del campionato di eccellenza Girone A, una giornata che ha visto anche il ricordo e il supporto da parte del calcio nazionale verso la popolazione di Ischia, e anche la tifoseria della Don Carlo Misilmeri non ha voluto essere da meno con questo striscione già affisso mercoledì nella partita contro la Cracas di Coppa. E proprio da quella partita si riparte per cercare di riscattarsi e per cercare di tenere la scia proprio del gigante che è in testa alla classifica. Andiamo con il racconto di questi 90 minuti, racconto che inizia con un calcio di punizione per l'oratorio marineo sul pallone, come di consueto Capitan Maggio. La sua conclusione è velenosa, respinta da Marino, poi c'è il tapin di Colley, ma in fuorigioco. Veniamo al sesto minuto con l'attacco insistito della Don Carlo Misilmeri, la palla che arriva all'Onigro, il quale sventaglia al limite per Concaldi, che se la sistema, calcio col sinistro, una grande traiettoria che batte Sisei, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Ancora un capolavoro tra le mura amiche da parte di Piero Concaldi, che nell'ultima gara casalinga di campionato aveva illuminato il pomeriggio del Giovanni Aloisio con due perle da Cineteca contro la Nissa. Don Carlo che insiste, anche se qui c'è un'occasione per il Marineo con questa palla sventagliata proprio da Colle all'indirizzo di Gambino, il nuovo arrivato nell'attacco del Marineo. Batte Marino, ma la palla sbatte sul palo al 10° minuto, graziata la Don Carlo Misilmeri, che poi stufferà all'attacco. Minuto 18 c'è questo calcio di punizione battuto da Alessio Lonigro con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa di Costantino a cercare Manfrè, poi sulla smanacciata arriva Matera, la cui conclusione viene respinta a corpo morto da Di Maggio. Passa circa un minuto, torna ad attaccare la Don Carlo, dialogano bene gli attaccanti di Mister Utro, poi Concaldi smista sulla sinistra per la corsa di Pellegrino, la palla arriva al limite dell'area per il tiro di Gigi Mendola, respinto, anzi bloccato in questo caso da Sisei. Superiamo la mezz'ora, calcio di punizione alla Don Carlo, ancora la sinfonia, la seconda di questa partita. Entriamo live dal Paladon Bosco, secondo tempo che sta per iniziare tra Villaurea e Dragua Cireale, con le due formazioni già pronte al centro del campo. Inizia in questo momento la ripresa con il Villaurea che torna con il quintetto che aveva di fatto chiuso il primo tempo, però sia quello che ha visto in porta Di Maria, poi cassata di Simone, Giannusa e Orlando. Dall'altra parte Pappalardo è il portiere della Dragua Cireale, che schiera almeno nel quintetto di partenza con il numero 17 Tomarco, con il numero 13 Cristian Finocchiaro, con il numero 7 Andrea Finocchiaro e con il numero 6 Lombardo, di fatto il quintetto di partenza, con ben poche novità, situazioni abbastanza ampie da una parte e dall'altra nonostante qualche assenza. Ricordo in casa Villaurea non c'è il portiere Giglio, oggi è seguito appunto da Di Maria, e soprattutto non ci sono i due azzurrini, Scalavino e la Barbera, entrambi di ritorno dalla Serbia con la nazionale Under 19. Intanto Orlando va fuori, Pappalardo va a lungo, cassata intercetta, poi Orlando, Giannusa, Orlando, triangolo che non si chiude, allora palla ancora alla Cireale con Giannusa che per un attimo recupera il pallone, bene Andrea Finocchiaro, trattenuto, giallo per Giannusa, secondo ammonito dell'incontro dopo Tomarchio. Dall'altra parte in casa Dragua Cireale spicca soprattutto l'assenza di Musumeci, fratello del ben più noto, ben più forte, non ce ne voglio ovviamente, giocatore della Dragua Cireale, fratello del capitano della nazionale Carmelo Musumeci. Tanto conclusione di Giannusa fuori. A proposito di capitani,
stato bello vedere, è stato bello sapere Casa Villauria che il capitano dell'Under 19 per la Serbia Loves Futsal era proprio Paolo Scalavino, con un insolito numero 5 sulle spalle. Ha giocato tutte e tre le partite in rotazione, nonché in quintetto di partenza. Paolo Scalavino ha saltato soltanto la prima. Thomas La Barbera, come dicevo anche nel corso del primo tempo, come sicuramente avrete letto anche sui profili social del Villaurea, entrambi protagonisti in quella che è stata l'unica vittoria dell'Italia, quella ottenuta contro la Francia. Intanto tracciante per Cassata che colpisce il palo, secondo legno colpito dal Villaurea. Bellissima la palla di Giannusa per Cassata, buona anche la scelta di tempo e di conclusione da parte del numero 8. Qui Giannusa evita Andrea Finocchiaro, mette al centro, anticipato Orlando dall'ottimo intervento sul secondo palo di Tomarchio. Attenzione all'altra parte a Lombardo che calcia, Di Maria la sbuccia in angolo. 2 minuti e 06 giocati e subito diverse occasioni da una parte e dall'altra. Andrea Finocchiaro, Cristian Finocchiaro, Tomarchio, Lombardo, punta Cassata, va ancora Lombardo che va ancora da Tomarchio, Cristian Finocchiaro, la tocca lungolina per Andrea Finocchiaro che si gira, almeno ci prova, calcia, deviazione di Orlando per altro tentativo e Di Maria evita guai. Probabilmente non si è fidato della traiettoria difficile da gestire del tiro dopo la deviazione. Tomarchio calcia, palla fuori. Allora prova a ripartire il Villaurea con Carmelo Giannusa. Cassata, anticipato da Lombardo, che va giù Lombardo, si gioca. Di Simone, fermato. Giannusa, palla per Di Simone che cerca Orlando, spalla alla porta, scivola Tomarchio, ma ancora Orlando che lotta. Lombardo rischia di perderla e infatti la perde. Buona qui la giocata aggressiva da parte di Giacomo Orlando. Giannusa, Cassata, Orlando, spalla alla porta, riesce ad evitare l'intervento di Cristian Finocchiaro che poi lo trattiene in maniera insistita e alla fine l'ultimo tocco è di Orlando. Minchia, non chiami niente, non chiami! Rimessa battuta da Cristian Finocchiaro. Lombardo che riesce ad arpionare contro Cassata, ancora Lombardo che va giù, poi c'è il tocco, rimessa per il Villaurea. Stesso metodo adottato dall'altra parte su Orlando che qui controlla contro Cristian Finocchiaro. Calcio Orlando, attraversa tutto lo specchio della porta il suo tiro. Pappalardo che rimetterà in gioco il pallone. 3:36 nel secondo tempo. Di Simone recupera su Saraceno, poi chiamato in causa anche Di Maria che appoggia al numero 4. Orlando cerca un gioco di gambe, fallo fischiato contro Andrea Finocchiaro, un fallo a testa dopo 3 minuti e 50. E Orlando che va a sedersi in panchina. Torna Bonanno che ha capitalizzato al meglio i minuti sfruttati nel primo tempo facendo gol del 2-0. C'è la battuta della punizione. Giannusa cercato il secondo palo, qui si era spostato Bonanno, la palla probabilmente era per lui. Cassata recupera subito, Giannusa pulisce e
Villaurea che torna a muovere il pallone. Di Simone cerca e trova Bonanno, sbaglia però prendendo in contempo Giannusa, poi va a recuperare e fallo. Fischiato questo contatto da parte di Bonanno, che prima aveva pizzicato il pallone col piede, poi nella corsa ha travolto Tomarchio. Secondo fischio contro il Villaurea. C'è la battuta da parte di Andrea Finocchiaro che trova il muro di Bonanno, poi Giannusa corre in contropiede, Giannusa cerca dentro Bonanno che era accanto a lui, non è riuscito però a intervenire. Era un cioccolatino facile da scartare per Bonanno, qui perde il controllo del pallone la Drago Cireale. La sensazione è che il Villaurea abbia in canna il colpo del 3-0, che non è ancora colpo del KO, c'è ancora tanto tempo da giocare, 15 minuti e 37 per l'esattezza, ma la sensazione è che il Villaurea abbia decisamente qualcosa in più rispetto agli uomini guidati da Bosco. Di Simone per la rimessa, Cassato, Giannusa cerca di puntare Foti che gli strappa il pallone, allora Foti calcia Di Maria senza grossi problemi, tanto si fa male Di Simone. Torna Cipolla, quella coscia sinistra che era bendata in avvio di gara continua a dar problemi al numero 4 di Gallo. Saraceno, conclusione deviato. È rimessa per Saraceno, Andrea Finocchiaro. Palla di Tomarchio, ancora per Saraceno che prova a passare ma la perde. Cipolla per Bonanno, ancora Cipolla, qui cerca la giocata, vince il rimpallo, poi ancora palla lì, Cassata la mette fuori e si ripartirà dal fondo, anzi si riparte dal fallo laterale. Giannusa chiama i suoi a salire in pressing. Palardo opta per la palla lunga, Cipolla la fa scorrere, Di Maria lo stesso. Allora ripartirà proprio dalle mani del numero 1 il Villaurea. Giannusa anticipato dall'intervento di Foti. Cassata, tocco per Cipolla. Giannusa se la porta avanti in velocità, Giannusa, tiro deviato. Bonanno va sul fondo, Bonanno tenuto lì da Andrea Finocchiaro che gliela porta via. Saraceno passa su Cipolla, poi attenzione a Tomarchio per Andrea Finocchiaro che colpisce il palo, pallone ancora buono per lui, Tomarchio al tiro, salva Cassata, attacco ancora vivo, Andrea Finocchiaro fermato, poi Bonanno mette una pezza e guadagna anche rimessa laterale. Doppio enorme rischio per il Villaurea. La spalla è uscita. Tanto infortunio per Di Maria. Problema alla spalla spalla sinistra per il numero 1 del Villaurea.
Si rialza Di Maria. È rimessa allora per il Villaurea. A 14 minuti e 8 secondi dalla fine, per non saperne leggere né scrivere, si sta scaldando Azzarello, oltre ad essere oggi il secondo portiere è anche l'estremo difensore della formazione Juniores. Intanto pallone recuperato dalla Drago Cireale con Tomarchio. Andrea Finocchiaro che ha colpito un palo clamoroso un minuto fa, recupera palla Cipolla, allora un 2 contro 2 per il Villaurea. Bonanno sterza, lo ferma Saraceno, calcio di punizione per il Villaurea e giallo per Saraceno. Secondo ammonito dell'incontro per la Drago Cireale dopo Tomarchio nel primo tempo. Poc'anzi ammonito anche Giannusa. E soprattutto calcio di punizione. E attenzione a Badalamenti, a Giannusa. Se ne va il 10, rimane il 30. Guarda la porta, poi prende la rincorsa. Badalamenti smanaccia Pappalardo, poi prova a ripartire Foti che si perde il pallone in fallo laterale. Badalamenti, Cipolla, lungolinea su Bonanno che tiene lontano Finocchiaro, prova ad andare, lo ferma però il 7 che poi si trascina il pallone oltre la linea laterale. Reclama un intervento dell'arbitro e poi Giannusa calcia senza trovare la porta. Battuta lunga, troppo lunga per tutti. Palla giocata in avanti, colpo di testa di Saraceno. Giannusa non si accontenta della rimessa, va da solo contro 2. Saraceno alla fine lo sposta in maniera regolare, poi Bonanno con una palla senza commettere fallo, poi la mette fuori. E a terra Saraceno, proteste furibonde da parte dei giocatori della Cireale, perché il direttore di gara non ha fischiato. In favore del suo numero 10. In generale sono diverse le situazioni in cui il tandem arbitrale non ha convinto fino in fondo. Questa sicuramente rientra nel novero, ma intanto si torna a giocare ultimi 13 minuti di questa partita. Badalamenti passa col tunnel su Raffagnino, non fa lo stesso su Saraceno. Rimessa per Badalamenti, Cipolla lungo da Bonanno, spalla alla porta, Bonanno si può girare, può calciare, respinge Pappalardo, angolo per il Villaurea. Non se n'era accorto Badalamenti. Calcio d'angolo, la battuta Giannusa mette a sedere Saraceno, per tiro viene ribattuto da Foti che cerca la ripartenza. Saraceno non la tiene in campo. Tanto torna Capitan Finocchiaro nella Cireale. 12 minuti 20
9 secondi alla fine. Rimessa da battere davanti alla panchina di Gallo. Qui Bonanno perde un paio di contrasti, va a pressare poi su Foti, gli tocca il pallone, rimessa Drago Cireale. Sta mettendo la solita intensità, la solita grinta Gabriele Bonanno, al di là del gol che per il momento tiene il punteggio sul 2-0. Bonanno, la palla rimane lì misteriosamente nascosta anche alle nostre telecamere. Qui Bonanno falcia involontariamente Badalamenti, Foti sterza, Foti, la palla sbagliata, poi va giù Cipolla, un po' di confusione, calcio di punizione per il Villaria, fallo su Cipolla. Foti è rimasto a terra lamentando una gomitata. È rimasto a terra Foti. Si è rialzato, ma ne prende il posto Baio. Badalamenti, Orlando che ha preso il posto di Bonanno, poi Cassata per Badalamenti che la gira su Cassata, ci aveva pensato al tiro al volo, poi decide di ragionare, di gestire palla. Lombardo, poi la palla recuperata da Cipolla e parte il contropiede. Badalamenti sterza, Badalamenti perde il contatto del pallone, doveva decisamente gestirla meglio questa Badalamenti. Occhio a Baio dall'altra parte, Cassata interviene e allora ripartenza fermata da Raffagnino. Qualche errore di troppo in fase realizzativa. Cipolla, Badalamenti, viene incontro Orlando, la palla è per lui, Orlando però non la tiene, allora attenzione a Lombardo. Lombardo non riesce a tenerla, Cassata fermata da Baio. Finocchiaro proprio per Baio, 1 contro 1 con Orlando. Baio sterza, tocco per Lombardo, ora Finocchiaro, Baio, 1 contro 1 con Orlando, di nuovo serie di finte del numero 8 che tocca a Raffagnino, ancora Baio chiamato in causa, per scucchiaia Finocchiaro, di testa Raffagnino, blocca Di Maria, palla fiondata su Orlando che la sponda su Badalamenti però a passare, Finocchiaro lo ferma, resta in attacco il Villaurea, si va a metà del primo tempo, 10:09 da giocare. Orlando, Cipolla, Badalamenti, viene incontro Orlando, prova la virata, lo ferma Baio, attenzione al 3 contro 2 della Drago Cireale, sbaglia il controllo Lombardo. Orlando che non riesce a impattare con la partita, sta facendo a sportellate all'inizio con gli avversari, però ancora è mancato il suo lampo che vediamo se arriva adesso, lo ferma però Baio, fallo laterale conquistato proprio dal numero 9. Riceve Badalamenti, Cassata, Orlando, sempre Finocchiaro su di lui, sterza, poi scivola
che è andato a sbattere, penso sul ginocchio del capitano della Dragoacireale. Baio, Lombardo ancora Finocchiaro, poi Raffagnino cerca Longolini al compagno, poi Cassano per poco non la recupera. Lombardo cerca la giocata Lombardo, poi scarica su Raffagnino, ancora Lombardo, ricomincia da Finocchiaro, scivola ancora Orlando, calcia Finocchiaro, tiro ribattuto. Lombardo, Raffagnino, scivolata di Lombardo, scusate, di Orlando. L'errore da parte di Lombardo, palla che torna al Villaura, è tornato Di Simone, vediamo anche come sta, vediamo le condizioni della sua coscia sinistra. Badalamenti, serie di finte, rischia di perdere il pallone dall'attacco di Raffagnino, Raffagnino la trova, va giù Raffagnino, problema alla gamba sinistra. Si è rialzato Raffagnino che però guadagna la via della panchina, entra al suo posto Andrea Finocchiaro. È rimessa per il quintetto ospite che però dovrà restituire la palla. Maria va a lungo, Orlando la tocca con una mano, si gioca, poi attenzione alla ripartenza con Cristian Finocchiaro, fermato a Badalamenti, recupera poi Di Simone, allontana Cassata, pallone ancora di posizione del quintetto di coach Bosco. Andrea Finocchiaro per Baio, Baio per Andrea Finocchiaro che scambia con lui. Attenzione alla giocata tentata, poi ancora Andrea Finocchiaro, Cristian Finocchiaro sporca Orlando, non riesce a tenerla Badalamenti. Passaggio sporcato da Giacomo Orlando. Qui Orlando prova a recuperare palla, ci riesce contro Baio, arriva Finocchiaro anticipato da Orlando che la tiene in campo 2 volte, non la terza.
E allora azione che sfuma per il Villauria. Ancora Orlando a recuperare una bella palla, lo spinge via Lombardo in maniera regolare secondo l'arbitro. Allora occhio proprio a Lombardo, conclusione fuori. 7 alla fine, torna in campo Abisso al posto proprio del giovane pivot. Torna in campo invece l'altro numero 9, ovvero sia Foti, che si è ripreso Di Simone. Badalamenti non la tiene. Andrea Finocchiaro, palla per Baio, Cristian Finocchiaro, ancora Baio contro Di Simone che non gli lascia spazio, lo costringe a indietreggiare parecchio. Allora Andrea Finocchiaro per Foti, Foti rischia di incespicare, mette fuori per probabilmente per far asciugare il parquet. Il risultato è una palla che viene restituita alla Drago Acireale a 6 minuti e mezzo dalla fine. Foti tracciante per Saraceno che non arriva a destinazione. Battuta lunga, Abisso si gira, fa scorrere Cassata, Di Simone vede Giannusa, c'è prova la chiusura da parte di Saraceno. Eccolo Giannusa, altra deviazione, altra rimessa in zona d'attacco per il Villauria, che quantomeno prova a tenere lontana la minaccia e perché no a cercare il gol del 3-0, che sarebbe di vitale importanza per affrontare questo finale. Ma intanto altra rimessa, Giannusa, Abisso si rifugia da Di Maria. Di Maria qui esagera e perde una brutta palla. Saraceno calcia sullo stomaco di Cassata, poi tiro di Cristian Finocchiaro. Si è ripreso Salvo Cassata. Tanto non abbiamo a disposizione aggiornamenti per l'altra gara, quella tra Casali del Manco e Real Termini. Intanto Foti, mandato fuori campo da Giannusa, recupera palla il Villauria. Cassata, Giannusa riesce a solarla per Cassata. Cassata con la ruletta, forse esagera. Quanto sta più sempre che la recupera. Foti, la palla giocata in avanti, entrata di Abisso, giallo. Abisso non poteva sapere che Foti stava per sbagliare il passaggio, ha allungato, ha affondato l'entrata. Giusto il fischio, giusto il giallo, 3 falli a testa, 5-15 da giocare. Tante cose, nessun time out in questo secondo tempo. Andrea Finocchiaro, palla per Saraceno, la palla dentro per il tiro di Foti, la palla fuori, eccolo il time out e lo chiede Antonio Gallo.
termina il minuto di sospensione chiesto da Antonio Gallo, 5 minuti e 5 secondi. Da poco rischiato di farsi riagganciare dal -1 il Villaurea. Qui Foti alla conclusione che è andata sopra la traversa. Di Maria che può andare al rinvio con le mani verso Abisso che la tiene. Non viene però gestita. Ricordo ancora una volta in corso minuti finali di Villarosa Super Giovane Castelbuono con la gara di promozione del girone B in anticipo il sabato, in corso anche Cus Palermo e Carenze, allievi regionali del 17, tutto ovviamente sui nostri canali. Qui intanto fermato Saraceno, rimessa. Spike la nave, Chicco. Qui spalla alla porta Foti, prova a girarsi, viene fermato, allora Cassata allunga la falcata, poi la tiene, poi scivola. Qui rischia qualcosa Saraceno. Foti da fermo, cerca, trova Saraceno, ora Finocchiaro. Cristian Finocchiaro per Saraceno che riesce a tenerla in campo, gliela porta via Cassata, spinto, l'arbitro lascia giocare, poi sbaglia Saraceno. 4:08 ancora. Abisso, palla alla porta, viene fermato Saraceno, la porta lui invece la guarda, la cerca, interviene Cassata, poi Di Simone per Abisso, anticipato da Foti, poi Di Simone, si lotta in tutti i palloni, Di Simone alla meglio su Saraceno. Cassata, finta di corpo, palla per Abisso che scucchiaia, non la tiene però. Saraceno, calcia, palla fuori. E 37 sul cronometro dell'incontro. Cassata incespica sul pallone, Foti guadagna la rimessa. Andrea Finocchiaro a sua volta non la gestisce. Abisso la tiene, capitano del Villaurea, palla per Di Simone che cerca ancora Abisso, pronti alla porta. Il tiro che stava diventando anche un assist al secondo palo per Giannusa, poi recupera palla Cassata che calcia, interviene Saraceno. Cassata per Abisso, per Cassata, fermato, poi ancora Cassata a lottare, Foti gliela strappa, ancora Foti, la tiene, interviene Di Simone. Ci vuole il miglior Di Simone in questi ultimi 3 minuti per il Villaurea. Qui Saraceno, ancora il numero 4 che chiude il passaggio a livello, dice da qui non si passa, e allora rimessa per il Villaurea. Lancio, interviene Cristian Finocchiaro, altra rimessa per il Villaurea, qualche metro più avanti e qualche secondo in meno sul cronometro. Giannusa si rifugia da Cassata. Abisso la tiene, qui con la mano Cristian Finocchiaro, giallo. Qui stesso metro utilizzato nel primo tempo contro Marchio, anche se la situazione era un po' diversa. In ogni caso quarto fallo commesso dalla Dragua Cireale. (2:53 da giocare
nessuna intenzione di andare al tiro diretto per Roberto Di Simone. Giannusa, la sterzata, tocco per Abisso, spalla alla porta Abisso, cerca un compagno da servire, lo trova, poi Cassata, scambia con Di Simone. Giannusa, la solata, l'intervento di Orlando è regolare. Foti contro Cassata, calcio a deviazione e il gol. È il gol della Drago Cireale con il tiro di Foti deviato a 2 minuti e 32 secondi dalla fine, con il Villare che aveva protestato per l'entrata probabilmente fallosa di Tomarchio su Giannusa. In ogni caso si gioca in questo finale rovente al Pala Don Bosco. Di Simone per Giannusa, a tu per tu con e Carmelo Giannusa forse pone una tassello importante su questa partita per il Villauria. 3-1, doppietta personale e ancora Giannusa decisivo, mentre Bosco chiama time out. 2-22, sono 2 anche i gol di vantaggio del Villauria. Finito il minuto di sospensione chiesto da Bosco, 2-22, e nel giro di pochi secondi è cambiato letteralmente tutto, affinché però non cambiasse nulla, perché ha segnato Foti col tiro deviato, ma ha segnato anche Giannusa, il gol della doppietta personale, il gol del 3-1. E adesso gioca col quinto uomo la Cireale con Andrea Finocchiaro che indossa la maglia del portiere. Qui intanto sbuccia la palla Foti, 2-0-3, torna Pappalardo. Per la rimessa che verrà battuta da Salvo Cassato. Qui prova ad arrivare Bonanno, anticipato a Pappalardo, qui colpisce in pieno uno spettatore. Badalamenti che predica calma, vuole la distanza. Quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco, Bonanno la tiene, arriva anche Badalamenti, Bonanno cerca di tenerla lì, almeno prova a girarsi, alla fine guadagna un fallo laterale. 111 secondi da giocare. Bonanno aggredito, raddoppiato, calcio d'angolo. Ancora si lotta su quell'angolo. Altro calcio d'angolo per il Villauria e intanto i secondi passano. Giannusa, deviazione, no, non c'è la deviazione di Saraceno. Torna in possesso la Drago Cireale, tornano 5 gli uomini mandati dall'altra parte da Bosco. Andrea Finocchiaro, Lombardo, Andrea Finocchiaro torna da Lombardo. Si gioca per vie perimetrali con Lombardo che ancora non affonda. Eccolo il tocco per Foti. Ripartenza dal fondo. Di Maria la rimette. Non è rientrato Pappalardo, Bonanno, la palla per Cassata.
cassata dentro Badalamenti, non concretizza la palla del possibile 4-1. Occhio che è lungo il Villaurea. Bonanno chiude su Foti, poi Badalamenti, cassata, interviene Foti, la palla è della Dragua Cireale, 1 minuto e 1 secondo alla fine. Lombardo, ultimo minuto in corso. Lombardo ancora. Palla per Saraceno, la spaccata di cassata, la porta è vuota, Bonanno non la guarda ancora. Bonanno ci prova adesso! Game set and match Villaurea e vittoria ancora tra le mura amiche e 4-1, doppietta anche per Gabriele Bonanno che chiude i giochi. 42 secondi alla fine, sono 3 i gol di vantaggio della squadra guidata da Antonio Gallo, che si porta dunque a ridosso di una zona solamente sognata, solamente paragonabile a un miraggio fino a poco più di un mese fa, perché adesso il Villaurea, in attesa ovviamente delle altre gare, è momentaneamente al 6° posto della classifica. Qualcosa di tanto clamoroso quanto meritato per i neroverdi, che dopo l'impatto complicato con la B hanno iniziato a vincere 3 vittorie consecutive in casa, compresa questa, 4 complessivamente dall'inizio del mese di novembre, con in mezzo anche una grande prova al cospetto di una grande squadra come il Città di Palermo. Questo è un biglietto da visita molto interessante e molto importante per un Villaurea che adesso a 15 secondi alla fine perde palla. Torniamo in cronaca, vedremo se e come si chiuderà la partita. Insiste col quinto uomo la Dragua Cireale, un Lombardo che va da Foti. Saraceno cerca Andrea Finocchiaro che guarda la porta, non la inquadra. Anche per la deviazione di Di Maria, anzi no, non c'è stata deviazione, allora è rimessa per il Villaurea a 6 secondi dalla fine. Di Maria va a lungo, colpo di testa, la palla va fuori. Rimessa laterale per il Villaurea, che probabilmente chiuderà la partita col pallone tra i piedi. Badalamenti per Cipolla, palla lunga, suona la sirena, finisce la partita e Villaurea porta a casa altri 3 punti pesantissimi in un altro derby siciliano vinto in casa. Dopo l'Arcobaleno Ispica, dopo il Real Termini Recogest, anche la Dragua Cireale si inchina ai neroverdi qui al Paladon Bosco. Finisce 4-1 in favore della formazione guidata da Antonio Gallo. Doppiette per Carmelo Giannusa e per Gabriele Bonanno. In mezzo il momentaneo gol del 2-1 firmato dal numero 9 in maglia granata, ovvero sia Foti, e da parte di Francesco Camuca, da parte della redazione di Sportissimo, un ringraziamento per aver seguito questo incontro. Ovviamente sul nostro canale YouTube, al quale vi invitiamo ad iscrivervi, potrete trovare tra qualche ora anche gli highlights del match, che ricordo vinto dal Villaurea per 4-1 contro la Dragua Cireale. Ne approfitto anche per ricordarvi di iscrivervi ai canali social YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Da Francesco Camuca ancora una volta il ringraziamento e un saluto e alla prossima.